La guerra, i bombardamenti, il terrore dei bambini, la fuga da Kiev. Quello che viviamo in questi giorni, in queste ore, è un passaggio storico. Comunque vada a finire, le cicatrici di quel che è accaduto bruceranno per anni e mai più sarà come prima. Lo sa bene innanzitutto il popolo ucraino che con coraggio, dignità ed eroismo sta affrontando l'invasione russa. E adesso si sta per aprire una nuova fase, quella dell'accoglienza dei profughi, delle famiglie che non hanno più una casa, di chi cerca riparo dai parenti che già vivono in Italia. Il Veneto è pronto, la protezione civile regionale sta effettuando la ricognizione e la predisposizione delle attrezzature di assistenza alla popolazione per essere pronti ad allestire eventuali punti di accoglienza. Anche Vicenza è terra di solidarietà. Ci aspettiamo anche l'arrivo di parecchi ucraini qui. La comunità ucraina è una comunità contenuta nei numeri ma importante, presente sul territorio, e dove potremo naturalmente come sindaci dei territori è importante dare risposte in aiuto come abbiamo fatto per i profughi dell'Afghanistan. Vicenza, come è già successo in passato, è stata solidaria nei confronti di questi popoli che scappano dalla guerra e scappano dal terrore. Pronti ad accogliere chi è in fuga dal terrore, dalle bombe, Vicenza farà la sua parte. Tenuto conto che molte famiglie di nazionalità ucraina sono residenti nella nostra città e verosimilmente magari hanno familiari che in questo momento sono nelle zone bombardate.